caffè con l'esperto è offerto da Uno Magazine. Ben ritrovati ad Un caffè con l'esperto, sono Claudio Campagnolo, siamo come al solito in Sala Bianca del Caffè Pedrocchi e abbiamo oggi ospite un ristoratore e oste che quindi si troverà anche a proprio agio in questa sede, ed è Matteo Toniolo. Benvenuto Matteo. Grazie. Matteo Toniolo, nato a Padova sotto il segno del leone, che è un animale notoriamente carnivoro, ma tu invece mi pare che abbia una passione per la cucina vegetariana, è così? È così. Io cerco di mediare la mia dieta, il mio cibo quotidiano, più verso la direzione vegetariana, in parte anche vegana, ma non lo sono a livello estremo e diciamo che la mia ricerca è sempre nella qualità. Ecco. Abbiamo detto ristoratore e oste perché hai la guida di 2 locali appunto nel territorio e ti sei occupato in passato e anche tuttora lo fai di un volume che raccoglie un po' quello che può essere una guida ai locali di Padova e ai produttori anche del territorio per quanto riguarda l'ambito vegetariano. Di che si tratta? Si tratta di Creatività Vegetariana, che è un libro che ha portato la città di Padova sull'altare, sull'Olimpo della cucina vegetariana italiana. Lì ci siamo dati da fare tra colleghi ristoratori assieme al mondo degli agricoltori e abbiamo portato avanti quella che era la qualità della nostra cucina, presentandola poi ai nostri clienti e sfociando poi anche l'anno scorso in un bellissimo festival che era il Padova Food Festival, dove abbiamo giocato molto nel mondo vegetariano contro non vegetariani. Quanti locali a Padova e nel territorio si occupano in maniera così massiccia, che al di là delle solite verdure grigliate per capirsi, di cucina vegetariana? Beh, parecchie direi, una stima potrebbe essere il 25-30% di persone che hanno conoscenza profonda di quello che è il mondo della cucina e non appunto le semplici verdure grigliate. Ecco, ricordiamo poi che questo volume è stato realizzato secondo un'etica ben precisa, cioè quindi con dei prodotti che sostituivano la cellulosa. Certo, c'è una parte di componente che è data dagli scarti della frutta e dai gusci delle noci, in maniera che si recuperi anche quello che normalmente viene buttato. E con questo insomma è stato realizzato questo volume, molto curiosa la cosa. Beh, dove si trova questo? Beh, lo potete comprare nel sito della nostra associazione, che è l'Appe, con il sito appe.pd.it oppure il sito creativitavegetariana.it. Ecco, giusto, perché tu sei anche nel consiglio di presidenza dell'Appe, di questa associazione agguerritissima, tra parentesi, che raggruppa un certo numero di esercizi pubblici. È vera la storia che Padova in particolar modo viene usata come ariete, no? Nei confronti anche a livello nazionale di tutte le battaglie che i titolari di pubblici esercizi svolgono? Assolutamente sì, diciamo che siamo agguerriti certamente, ma con testa, per cui anche per quanto riguarda il mondo stiamo portando avanti un progetto che si chiama Bere Meglio, quindi siccome a Padova abbiamo un pochettino il problema dello spritz a basso costo, di persone giovani che tendono a non guardare alla qualità, noi come progetto italiano stiamo portando avanti invece una ricerca di prodotti di qualità, di vino, di liquori che ne beviamo un pochino meno ma lo beviamo meglio. E cercate anche di accompagnare, questo bere moderato ma di qualità anche con qualcosa certo, con lo stuzzichino da mangiare, perché questo è anche uno dei problemi, no? Che i giovani bevono e non mangiano, mentre i vecchi di una volta almeno lo spuncione lo mangiavano, esatto, ecco, e quindi insomma foderavano un po' le pareti intestinali in questo senso. Torniamo tra poco per parlare di una piccola, grande battaglia che l'Appe sta per condurre nei confronti, pensate un po', dei buoni pasto. A tra poco. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. 22 ottobre 2017. Referendum sull'autonomia del Veneto.
Il quesito sarà: vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia? La proposta sottoposta a referendum è valida se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti espressi. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23. L'elettore dovrà presentarsi al seggio indicato nella propria tessera elettorale munito di un documento di riconoscimento valido. Prima della pausa abbiamo accennato al problema dei buoni pasto. Recentemente il governo è intervenuto, ha allargato le maglie, no, di questa iniziativa di buoni pasto, e la cosa a voi esercenti piace assai poco. Perché? Pochissimo, perché i buoni pasto nascono come strumento per aiutare le persone che lavorano ad avere una pausa pranzo adatta, adeguata a quelli che sono gli standard moderni, e quindi con una certa durata di tempo e con una certa qualità di cibo da consumare. Il fatto di allargare le maglie a un po' tutto anche quello che è il mondo della grande distribuzione, nonché di altre realtà che, tipo gli agriturismo, che in realtà non è che adesso a pranzo le persone che lavorano in questi uffici vanno a mangiare all'agriturismo oggi, accumuleranno quei buoni, magari saltando il pranzo giornaliero andranno a mangiarseli al venerdì o al sabato in agriturismo. Ma la cosa più grave, ad esempio, e lo dico da utente di supermercati, è vedere la fila di questi signori con pacchetti di buoni pasto che comprano il detersivo piuttosto, perché in teoria all'interno del supermercato si dovrebbero comprare generi alimentari, il pronto cosiddetto. Invece insomma alla fine facciamo tutto un po' all'italiana. Esatto. E quindi poi tra l'altro ricordiamo una cosa importante: qual è il valore di un buono pasto? Un buono pasto, la massima detraibilità ce l'abbiamo a 5,29 € con il cartaceo e a 7 € con l'elettronico, che sarebbe una bellissima soluzione l'elettronico, con il monitoraggio di ciò che accade. Perché tu mi dicevi che ad esempio il cartaceo, sul cartaceo ci marciano in un certo senso, il perché? Spieghiamolo. Per gli smarriti, per quelli che vengono persi, che vanno a finire in lavatrice, o poi anche per lo scambio che io posso darli al marito, alla moglie, ai figli, per andare a fare altre cose che non sono la sostituzione di un pasto, insomma. Ricordiamo ad esempio a chi è a casa e che naturalmente non ha un locale pubblico i guai che si realizzano con questi buoni pasto. Abbiamo detto innanzitutto la cifra molto contenuta, ma questa cifra poi a voi come ristoratori cosa rimane effettivamente in tasca? Noi ci perdiamo dal 20 al 25% con una serie di fatiche per doverli conteggiare, perché appunto l'elettronico sarebbe già una buona soluzione, qui invece ci dobbiamo contare a mano, ogni taglio è diverso dall'altro, dobbiamo dividerli e poi il pagamento lo riceviamo a 60, 90, 120 giorni quando lo riceviamo. Esatto. Perché cosa succede? C'è qualcuno che ciurla nel manico? Assolutamente ci sono aziende che fanno molta fatica a pagare, tant'è che i nostri associati si rivolgono costantemente a noi e dobbiamo intervenire tramite legale e poi andiamo a risolvere il problema, ma passano 6, 8, 10, 12 mesi per avere i soldi che spettano. Quindi questo insomma ma pensate di ottenere qualcosa con questa protesta? Noi ci proviamo davvero, perché ci sembra giusto che le persone che ricevono un buono pasto lo usino come buono pasto, anche perché nei nostri locali andiamo anche un pochettino a ritirare fuori quello che è l'aspetto sociale del pranzo, quindi la parola, la comunicazione, lo scambio di informazioni che altrimenti si riducono semplicemente al telefonino. Perché questo buono pasto poi alla fine per chi ne gode si può quasi definire una quindicesima, no? Perché siamo circa sui 1.500 € all'anno, se non vado errato. Esattamente, più o meno sì, a 5,29 € per gli X dei giorni lavorativi che una persona fa diventa una quindicesima. Se te la do perché la consumi al pasto e te la defiscalizzo perché voglio che tu mangi e renda di più al lavoro, è un aspetto. Se ti regalo, ti do una quindicesima e ne fai quello che vuoi, perdo quell'aspetto di utilità per quanto riguarda insomma la salute mentale e fisica delle persone. Torniamo tra poco per affrontare un altro scoglio che è quello dei famosi voucher, no? Non se ne è parlato tanto, a tra poco. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. 22 ottobre 2017. Referendum sull'autonomia del Veneto.
Il quesito sarà: vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia? La proposta sottoposta a referendum è valida se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti espressi. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23. L'elettore dovrà presentarsi al seggio indicato nella propria tessera elettorale munito di un documento di riconoscimento valido. Rieccoci qui con Matteo Toniolo, ristoratore, oste e fa parte anche del consiglio di presidenza di APPE, questa associazione molto agguerrita sul territorio e non solo. Allora Matteo, abbiamo accennato poco fa al problema dei voucher. Un tempo questo strumento era stato pensato quasi ad hoc per la vostra categoria, no? Per avere la possibilità di poter chiamare, che ne so, un cuoco all'ultimo momento, un cameriere all'ultimo momento, qualcuno che vi desse una mano nei momenti di particolare aumento del lavoro. Poi ad un certo punto è stata estesa, le solite maglie che si sono allargate, questo voucher è stato utilizzato in maniera impropria anche da tantissime altre categorie che non ne avevano diritto fondamentalmente. Il governo è corso ai ripari, ha bloccato il tutto, ha creato un nuovo voucher. E come sta andando questo nuovo voucher? È abbastanza male perché ha una serie di limitazioni dal punto di vista del numero di dipendenti totali dei locali e nella sua utilizzabilità, con una serie di complicazioni per poterli attivare che rendono il suo utilizzo abbastanza sconveniente e complesso. Quali sono queste complicazioni? Beh, bisogna entrare all'interno di diversi siti per inserire i dati di chi deve andare a lavorare con degli anticipi che non sono prevedibili e quindi salta quella cosa che era il pregio grande del voucher, che era di essere in regola, perché un'ora prima del servizio mi arrivano 50 persone che mi prenotano all'ultimo, perché adesso funziona così, nel senso la prenotazione all'ultimo, e noi ci riuscivamo ad essere in regola, chiamavamo la persona, la dichiaravamo in maniera molto rapida e veloce nel sito dell'INPS, e adesso la cosa si è molto complicata. E questo probabilmente farà sì che la famosa emersione del nero, che era uno dei vantaggi acquisiti con il voucher, tornerà ad essere sommerso, insomma, quindi si troverà probabilmente qualche titolare d'esercizio meno corretto di altri che insomma farà come si faceva un tempo e così. Probabilmente ci sarà di nuovo una sommersione del nero. È chiaro che chi vuole fare le cose in regola si trova molto in difficoltà con questo strumento. Direi che una mediazione tra quello che c'era prima e quello che c'è adesso potrebbe essere un buono strumento per essere tutti felici. Senti, perché in alcuni locali pubblici quando alla cassa ci si presenta con il POS o la carta di credito non è che veniamo accolti con un sorriso a 32 denti? Per i costi che sottendono alle spalle di quello che noi andiamo a pagare, che l'esercente si trova a dover pagare. Quando noi pensiamo che il bancomat sia gratuito come clienti, in realtà all'esercente c'è un costo transazione, può essere il 2, 3, 4%. Spieghiamo anche a chi ci sta ascoltando perché è così faticoso e anche ricco di sacrificio un'attività come quella svolta da Matteo e da tanti altri tuoi colleghi. Lo è perché prende a 360 gradi tutta la giornata di una persona, quindi si va dall'aspetto fiscale all'aspetto della ristorazione, all'aspetto della socialità, però la carica di adrenalina, di piacere che hai nel vedere i clienti soddisfatti ripaga di tutto, secondo me. Finite tardi ma vi svegliate presto. Certo. Allora, se non avessi fatto il ristoratore roste, cosa ti sarebbe piaciuto fare? Forse il giornalista. Perfetto. Allora, a me piacerebbe fare il ristoratore, il cuoco più che altro. Allora, senti, chiudiamo questa trasmissione con un oggetto, qualcosa che insomma a cui tu sei particolarmente legato. So che hai portato una serie di volumi, te li passo. Sì, sono i libri. I libri per me sono lo strumento più piacevole che ci sia, perché mi consentono di viaggiare in qualche maniera, di stimolarmi e ne ho sempre qualcuno a portata di mano. Qui sono 3 e c'è uno di... Se li vuoi spiegare? Se li vuoi... A me non ho un genere preferito, ho qualche cosa che mi fa star bene. Qui abbiamo, qui siamo su temi vicini che hanno a che fare con i cambiamenti di vita, con gli stimoli. Di qua c'è un bellissimo racconto, appena vinto il premio Strega, di un personaggio peraltro di origine veneta che ci racconta delle montagne e di come si possa star bene nella riflessione. Bene, un'ultima battuta, un sogno nel cassetto, quale potrebbe essere? Sono i viaggi fisici, invece che quelli tramite i libri mi piacerebbe fare qualche viaggio in Medio Oriente. Bene, allora augurandoti di fare questo viaggio in Medio Oriente e poi di tornare a raccontarci com'è la vita lì, io ringrazio Matteo Toniolo, ristoratore e oste, e do appuntamento alla prossima puntata di Un caffè con l'esperto.
Un caffè con l'esperto è stato offerto da Uno Magazine.